Non è la prima volta che si verifica. Periodicamente i cittadini ci segnalano l'abbandono di rifiuti dietro il castello. È una pratica terribilmente incivile perché, come tutti noi sappiamo, c'è a disposizione un ecocentro, è totalmente gratuito per il conferimento dei rifiuti e l'abbandono lungo le strade è veramente un atto di grande inciviltà. Diciamo che non la faranno franca, perché tutti i segnalamenti di rifiuti abbandonati vengono passati ai vigili ambientali, i quali prelevano i rifiuti e li smaltiscono, però controllano anche il contenuto dei rifiuti, cercando degli indizi per rintracciare i colpevoli. Già è successo di poterli rintracciare, di mandare le sanzioni a queste persone e fargli capire qual è la disciplina e come ci si comporta correttamente. Le segnalazioni che spesso arrivano dal web ma anche dal controllo del vicinato, immagino. Sì, adesso da un anno circa abbiamo il controllo di vicinato attivo in tutto il comune e arrivano tante segnalazioni specialmente sui rifiuti abbandonati, non solo a Suregana ma anche nelle frazioni di Colfosco, nel Piave, anche a Ponte della Priola arrivano queste segnalazioni e provvediamo tramite i vigili ecologici. Quindi diciamo appunto ai cittadini di segnalare questi abbandoni al comune o alle forze dell'ordine. Certo, di segnalarli il prima possibile in modo tale che si possa intervenire con il personale, raccoglierli e cercare di individuare il colpevole.